Amici bellini, siamo prontissimi, ci si sveglia presto al mattino e si fa conferenza perché siamo in vigilia. Spalletti on fire, altro che Pioli on fire, Spalletti proprio on fire, non te lo fai, cominciamo. Dobbiamo benvenutare Giancarlo sicuramente, ma le parole di Spalletti sono la cosa. È arrivato un pacco inaspettato completamente. Adesso facciamo un bel unboxing e ringrazio le poste americane che... Perfetto, e quindi apriamo fluido.net. Thank you so much, this was a precious cargo and a precious service. Allora, lasciate like, perché poi queste cose non possono essere replicate mai più. E i blooper dovete essere abbonati per vedere. Sono cattivo, sono maligno. Chi? Perché? Fluido.net. Allora c'è una cosa in questo. Questa è bellissima. Dopo, ovviamente è arrivata qualcuno, qualche amico già l'ha ricevuta. Infatti ci sono delle foto, vedete questa, poi vedete quest'altra. Qualcuno così. E io ve la faccio vedere, ma non la indosso. Cioè uno deve essere pronto alla festa, ma non è che uno può festeggiare prima che... Siamo pronti alla festa. Ecco qua. Bellissima, semplice, meravigliosa. Me la posso anche mettere addosso. Me la potrei quella cosa che chissà faccio così e poi la maglietta compare, e invece no. Quello che ci possiamo mettere, mi sono tolto uno sfizio. Metterò anche questo sul sito. È bellissimo, perché questo è spugnoso, vedete? Gli amici di spugna. E quindi quando c'è il sole, voi state allo stadio e non potete portare le bandiere, non potete portare i fumogeni, non potete portare le sciarpe. Secondo me le sciarpe ve le fanno portare, ma il cappello nessuno ve lo può togliere, e io sono molto soddisfatto di questa cosa qui. Le parole di Spalletti, andiamo con una brabantata. Perché poi Spalletti, l'avete fatto questo giochino, risponde punto su punto ai giornalisti, alle domande, e mi sono preparato uno schemettino, questo qua, questo è importante per capire alla fine l'andamento di questa stagione, ma ci arriveremo col confronto di questa stagione con la stagione scorsa in questo periodo. Ma andiamo per ordine, perché dobbiamo fare anche delle ipotesi di formazione a fine video, e quindi siamo pronti. Buonasera a tutti, comincia proprio tosto Spalletti, vi saluto tutti, vi vedo, senza osi ovviamente, parte Ugolini e proprio hai la possibilità di parlarne tatticamente. Niente, senza osi, ne avete 27 su 7, ma qual è l'impatto emotivo? Ma perché deve essere emotivo l'impatto e non possiamo parlare di calcio, delle caratteristiche dei giocatori? E Spalletti non si fa pregare e cambia, stravolge la risposta rispetto alla domanda e ci parla anche a livello tecnico. Thank God. Pesa, è inutile dire che non pesa, non possiamo nasconderci, ma il Ciolo conosce il calcio, sa come affrontare con i piedi, ma anche con la testa, e qua c'è il doppio significato, mentalmente e anche fisicamente, perché è bravo di testa. Magari è meno veloce, ma è bravo a proteggere il pallone, a far salire la squadra, è bravo di testa, è bravo a dialogare, e quindi lo sappiamo e lo abbiamo detto anche nel video di ieri. Quindi Spalletti guarda i video, lascia i like, li avete lasciati i like, perché Spalletti lo fa. E poi insiste lì, ma a livello emotivo, io voglio sapere a livello emotivo. Ma che vuol dire, dice Spalletti, a livello emotivo? E poi non si capisce, perché senza microfono andiamo soprassediamo. La prima da titolare del Solito, la seconda domanda è uguale alla prima. Questa Spalletti risponde come se ci fosse un'altra domanda. Questa partita con il Milan è una tripla. Senti, madonna mia, Spalletti che parla come la community. È una tripla, gli scontri diretti sono triple. Le partite con le piccole le devi vincere per forza, gli scontri diretti sono triple.
triple, però dice una tripla che vale il doppio, non parla di finale perché sono tutte finali, è una tripla che vale il doppio contro, e ci ricorda il valore del Milan, che sono i campioni d'Italia, che hanno buttato fuori il Tottenham, che forse meritava qualcosa in più, ma qua si riferisce a Simeone, perché lui insiste, dice ma io ti ho chiesto di Simeone, e Spalletti dice con una santa pazienza, dice allora ti devo ripetere quello che ho già detto testè. Va bene, allora ti posso dire che meritava un po' di spazio in più, posso ridire quanto ho già detto, e purtroppo Simone non mi ha permesso di schierare. Il Milan è stata una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà, dice Pioli, e Spalletti dice non solo il Milan, anche altre squadre ci hanno messo in difficoltà, e poi ci racconta delle possibilità che ha il Milan, che ha la pallata, ha il fraseggio da dietro, ha le individualità che possono da soli andare e metterti in difficoltà, ha la fisicità quando ti montano addosso, e ci ricorda insomma che con quel portiere che ha la capacità di lancio superiore alla media e con quella punta che è capace di mettere poi il pallone nell'area di rigore con uno stop e con una spizzata di testa, queste sono le difficoltà. Su Raspadori c'è, è a disposizione ed è importante non avendo Osimhen. Questa partita può orientare poi le altre due, andando a parlare subito di Champions. Spalletti dice sono curioso di vedere questo, è chiaro che potrebbe essere, ma lui dice la Champions ti fa dare il meglio, la luce della Champions ti veste subito bene, vuol dire che improvvisamente davanti a quei riflettori tu sei pronto a dare il meglio, e quindi anche se hai sbagliato una partita precedente si riazzerà tutto e c'è una partita da fare da capo. Però se perdi è chiaro che puoi essere un po' intimorito da quello che è successo nella partita precedente, perché gli avversari sono gli stessi, e quindi Spalletti è curioso di vedere come si reagisce. Siamo curiosi pure di capire se uno perde o vince o se la pareggia, perché esiste anche il pareggio nella vita. La città a festa, cosa ne pensi? Ci dà orgoglio, ci dà gioia, ma è tutto illusorio, perché noi non pensiamo di aver vinto, è una gioia di qualcosa che non abbiamo ancora fatto. Qualcuno più stanco, visto la nazionale, hai fatto un pensiero, visto con quelli con cui hai lavorato. Spalletti dice che ho lavorato con 5 o 6 di loro, quindi ci dobbiamo abituare, le grandi squadre sono così. Io posso al massimo solo raccomandarmi con loro quando partono e dire ricordati che che ricordati cosa stiamo, quali sono gli obiettivi di quest'anno e qualcosa di miracoloso che sta accadendo, quindi non fa, ma non sudare. E Spalletti ha detto le cose che vi ho detto in questi giorni: non sudare, Amir non sudare, Kim non sudare. Sei diventato napoletano, lui si porta Ciro a prendere il caffè così per imparare meglio la lingua, non lo so, me lo potete dire voi nei commenti chi è Ciro che accompagna, sarà un collaboratore, un accompagnatore di Spalletti, non lo so. Il premio Bearzot l'ho mostrato ai giocatori perché è merito loro, al contratto non ci penso, perché si chiede ancora del futuro e del contratto. Lui dice a me non sa da parlare dei contratti e del futuro, né per me né per i giocatori. Questa è una cosa che lui sottolinea per i giocatori, perché se Spalletti è un uomo serio e maturo e non si fa distrarre dalle parole del presidente che dice, perché infatti dopo lo deve ribadire, dice a te ti fa comodo fare queste domande, l'attacco proprio diretto, a te ti fa comodo, no, sempre ti fa comodo fare queste domande perché bla bla bla, la società ha la clausola, quindi a me non mi interessa se la società ha la clausola per bloccarmi, io non ci penso proprio a tutto ciò. Però questo poi lo fate anche con i giocatori, e i giocatori magari possono distrarsi, quindi se per Spalletti lui è immune da queste distrazioni, qualche giocatore potrebbe non esserlo, quindi mosca, fate mosca, godiamoci il percorso e poi pensa all'anno prossimo. Il Napoli non imbattibile, poi ovviamente pubblicità, non la recupero l'altra domanda perché di istinto credo che non sarà una domanda da premio Pulitzer. Napoli non imbattibile, dice Pioli, Spalletti dice ha ragione, e qua c'è la classifica a giochino. Spalletti riprende il discorso, dice che qualcuno ha voluto sottolineare che gli altri stanno fallendo e non il Napoli che sta facendo una grande stagione. Io per l'ennesima volta, non per smentire Spalletti ma per integrare quello che dice Spalletti, vi devo far vedere una cosa. Questo è il Napoli quest'anno, ok? 71-52. Poi è chiaro, tutto questo è difficile da fare perché c'è pure la Juventus, quindi la Juventus che devi considerare a 56 per quanto fatto sul campo, poi non lo sappiamo, però la seconda è a 56. Ma andiamo con calma, perché l'anno scorso di questi tempi, alla 27esima, il Napoli era primo in classifica a parità perfetta con il Milan. Quindi come si fa questo discorso di quelli che sono, perché Spalletti dice subito, dice allora vuol dire che
la situazione è simile, solo che la prima, cioè noi, abbiamo fatto delle cose incredibili e abbiamo staccato tutte le altre. Ed è giusto, perché la differenza è clamorosa. Il Napoli mette un più 14 sulla stagione precedente ed è chiaro ed è innegabile che il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario. Ma se andiamo a vedere la seconda, la terza e la quarta, che cosa è successo? Che rispetto all'anno scorso, e lo vediamo meglio con l'altro schemetto, quello là fatto da me come pizzino, benissimo, la seconda è a meno 5 quest'anno, la terza è a meno 5 e la quarta è a meno 2, quindi la seconda, la terza e la quarta, questa è una cosa che ci ha insegnato Guido, a prescindere da quali sono le squadre, stanno facendo peggio, leggermente peggio rispetto a quanto meglio sta facendo il Napoli, ma è la commistione delle due cose che sta creando questo campionato spettacolare. Se tu ragioni con la Juve, la seconda è a meno 1, quindi bene o male stanno facendo la seconda sta facendo quello che si faceva l'anno scorso. Poi se fai il confronto con le singole squadre, il Milan rispetto all'anno scorso registra un meno 9, quindi disastroso, come l'Inter registra un meno 5, anche non bene, la Lazio invece registra un più 9, quindi molto bene la Lazio, ma la Lazio era nei bassi fondi l'anno scorso, ecco perché il più 9 della Lazio non serve a creare un vantaggio, una vicinanza con la prima, mentre la Juve va meglio dell'anno scorso, sempre considerando i punti fatti sul campo, con un più 6. Di conseguenza, ragazzi, questa è la realtà dei fatti. Le altre squadre sono scarse? Sì, io insisto, sì, sono scarse, lo dicono i numeri, meno 5, meno 5, meno 2, sono scarse. Le milanesi tremendamente scarse, hanno sbagliato, non sono scarse, hanno sbagliato la stagione. Perché? Perché secondo me sono scarse. Ma questo per un altro. Il Napoli sta sfruttando un campionato scarso? No, il Napoli sta facendo oltre il suo dovere con un più 14 rispetto all'anno scorso, quindi in una mediocrità generale il Napoli si stacca e sta facendo la grandissima squadra. Io penso che così vada analizzato il calcio. Poi sul silenzio delle curve, siamo penalizzati con il silenzio delle curve quanto la mancanza di Osimhen, poi passa si prepari la gazzetta, no devo finire, Spalletti vicino a Baldar, fammi finire, tengo tutto un concetto, ce l'ho tutto scritto qua, devo finire. La sanità, il napoletano sa riconoscere chi si impegna per loro. Kvara gol, sì, c'è anche Elmas, ma il recupero palla che voi non sottolineate, voi sottolineate solo il gesto tecnico di Kvara. Lei può fare l'allenatore, quindi con varie polemiche, perché Spalletti è concentratissimo e le domande peggiorano, non è che sono sempre le stesse, peggiorano, è una cosa veramente avvilente. E se poi se ADL lo blocca perché c'ha la clausola dalla sua parte, lo blocca, ma che Spalletti è contento di rimanere secondo me in questo ambientino non lo so. Lui sicuramente è contento. Vi ricordate Gattuso che disse io per questi giocatori resterei, però peraltro io me ne andrei, voleva difendere i suoi giocatori, e questa è una cosa che succede spesso. I giocatori sono proprio dei bravi ragazzi, gli allenatori si innamorano dei giocatori quando sono così disponibili, il resto dell'ambiente non è ideale. Abbiamo visto testè oggi un'altra schifenzia, dei biglietti che sono biglietti superiori, delle anelli superiori che sono andati in vendita senza una dichiarazione ufficiale e a qualcuno si è trovato in coda. Beh, veramente una roba inaccettabile, ma tante. Allora, mettiamo Meret con tanto di maschera in campo, mettiamo Di Lorenzo sulla fascia, anche perché Beresischi non è a disposizione, mettiamo Rachmani qui e Kim stanco mentalmente, ma non credo che possa saltare questa partita. Qui bisogna gestire Giroud, quindi servono i migliori. Qua abbiamo il primo dubbio, io ci metto Mario Rui per una questione molto molto semplicistica, il cross di Mario Rui per Simeone. Io voglio avere più qualità possibile, è chiaro che un Oliveira qui ti può garantire più motore e più fisicità, però io vorrei vedere in casa il Napoli che si prende il pallone e quindi quando ha il pallone avere più possibilità, perché non abbiamo ecco qui non abbiamo quella pallata su Osimhen diretta, però una pallata che Simeone deve venirsi a prendere qui, quindi qualità nei piedi, qualità che abbiamo da Kvaratskhelia e Lobotka. Ovviamente non è questa la partita del turnover, ragazzi, non credo proprio, non sappiamo come stanno quelli che sono tornati dalle nazionali, però nel dubbio chissà l'abbiamo messo chissà lo mettiamo lì. E l'altro dubbio sarà il classico Zielinski, l'altro dubbio sarà il classico qui. Partiamo con Politano e vediamo cosa succede. Simeone, non credo Raspadori, anche perché Raspadori ha appena recuperato, sì è disponibile, ma ricordiamo che fece anche un po' di difficoltà
contro il Milan all'andata. Si partì con Politano, poi Politano si infortunò, poi entrò Zerbin, ve lo ricordate che entrò Zerbin? Ovviamente qua abbiamo sempre le ipotesi Lozano, Elmas in questa zona qui, e il resto credo che ci sia poco di cui discutere. Sarà una partita tosta, è una tripla, non ci interessa, voi fate le cose belline. Domani ovviamente ci dovrà essere reaction, ci dovrà essere la live post partita. È una partita importante perché cominci a dare una botta seria anche per l'anno prossimo, al di là della nostra classifica che è abbastanza tranquilla, però puoi dare una botta seria all'anno prossimo al Milan e quindi glielo metti in difficoltà, gli puoi dare, come ha detto Spalletti, dei dubbi e fagli perdere delle certezze per la Champions, dove loro devono prendere il DNA e lo devono mettere in campo. Quindi è una partita importantissima, e anche continuare a dimostrare che senza alcune individualità il Napoli senza Osimhen vince 7/7, facciamo 8/8 e non se ne parli più. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi bacio forte, passate sul fluido.net se vi pare, e quindi tutto a posto. Poi i bloopers se lo vedranno gli abbonati, perché gli abbonati meritano qualcosina in più per il loro supporto. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.